Buongiorno a tutti, ringrazio davvero l'ANPI e tutti voi per avere questa opportunità di intervenire qui oggi. Per noi come Rete degli Studenti Medi e Unioni Universitari, due associazioni studentesche, è davvero fondamentale portare avanti tutti quei valori sociali, morali, la memoria, il ricordo di quello che è stata veramente la resistenza e di quello che porta avanti e incarna l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. E per questo noi riteniamo di dover continuare a portare questi valori nelle scuole, nelle università. E infatti anche su questo, sul tema della riforma costituzionale, ci siamo mossi sin da subito, ancora da prima dell'approvazione del 12 aprile scorso di appunto questo referendario. E infatti stiamo continuando ad organizzare continui momenti di informazione, di formazione all'interno delle scuole, all'interno delle università, su quello che è e che rappresenta veramente questa riforma costituzionale. In quanto al contenuto della riforma mi sento assolutamente di condividere quello che diceva prima la professoressa e tutto quello che stiamo continuando a portare avanti all'interno dei nostri luoghi di discussione in questi giorni. Perché è anche importante andare a parlare esattamente nel merito di questa riforma costituzionale, perché non è un caso se in un primo momento, salvo poi magari ricredersi, anche lo stesso Renzi ha impostato tutto questo dibattito sulla sua figura, personalizzando il dibattito pubblico-politico su questa riforma costituzionale. Tralasciando il merito, spesso andando a parlare di altro e lasciando poco spazio anche per riuscire a informarsi veramente, a portare avanti le ragioni di una modifica costituzionale che dovrebbe interessare in tutto il paese intero, data anche la grandissima importanza di una riforma come questa. Riforma questa che però, attenzione, perché parlandone nel merito lascia davvero tante cose in bianco, quindi come dicevamo prima si tratta quasi di consegnare al governo la possibilità di andare poi a decidere quello che deve essere fatto. E quindi vediamo, per esempio, parlavamo prima delle elezioni del Senato. Sì, in teoria la riforma dice che in qual modo bisognerebbe anche permettere durante le elezioni regionali di indicare una specie di preferenza per chi poi dovrebbe essere tra i consiglieri regionali quelli che andranno a rappresentarci in Senato. Ma senza spiegarvi questo. E come noi possiamo essere sicuri che una cosa del genere possa essere veramente possibile? Non è possibile e va a incontrare altre 20 leggi regionali delle varie elezioni. E attenzione, perché è anche importante guardare al linguaggio che usa questa riforma, che è un linguaggio ingarbugliato, confuso. Non è un caso se la nostra Costituzione sia bellissima anche da un punto di vista stilistico, perché al momento della sua stesura furono date 2 settimane di tempo a un gruppo composto e guidato da Concetto Marchesi, già anche rettore della nostra Università di Padova, che in queste 2 settimane sono riusciti a riempire la Costituzione il testo che noi abbiamo letto da sempre, ossia un testo leggibile, comprensibile, e per noi studenti è di fondamentale importanza questa cosa, perché si tratta proprio del modo in cui noi andiamo poi a spiegarlo ai nostri compagni di classe, ai nostri compagni di corso. Adesso noi ci troviamo invece una proposta di modifica costituzionale che stravolge questo senso e che rende difficile persino la stessa comprensione, oltre appunto a lasciare tutte le cose in bianco non concluse. Vi faccio un altro esempio, che è un esempio che ci tocca personalmente in prima persona come studenti, ma penso che interessi più o meno tutti, dato che immagino che abbiamo tutti dei parenti, figli, cugini, nipoti che vanno a scuola, che vanno all'università. Ed è appunto la parte sul diritto allo studio, che viene trattato all'interno della modifica del titolo V, ossia della competenza Stato-Regioni. Perché il diritto allo studio ad oggi viene regolamentato su base regionale e quindi vuol dire che ogni regione ha la propria legge regionale sul diritto allo studio, almeno in teoria dovrebbe averla. Per farvi un esempio, in Sicilia una legge sul diritto allo studio non esiste, in Veneto la nostra legge regionale sul diritto allo studio è composta di 4 articoli che non parlano minimamente del diritto allo studio e quindi viene lasciato tutto completamente vuoto. Per la prima volta però, se bisogna parlare di una riforma della Costituzione, e come è stato annunciato in un primo momento, si andava anche a modificare questa parte, ossia le competenze Stato-Regioni anche per quanto riguarda il diritto allo studio, noi possiamo pensare, in un primo momento, attenzione, questa può essere una grande opportunità, perché se noi spostiamo la competenza non solo dalle regioni del diritto allo studio, ma centralizziamo sullo Stato e chiediamo una legge nazionale sul diritto allo studio,
che ci permetta di definire almeno dei livelli essenziali di prestazione sotto cui le regioni non possono andare per garantire il diritto allo studio, allora questo vuol dire che può essere un passo avanti. Ok, invece cosa succede con questa proposta di modifica? Non si accenna una cosa del genere. La competenza dovrebbe diventare in una specie modo concorrente, diciamo, tra Stato e Regioni, ma non si parla minimamente, per esempio, del fatto che se mancano dei fondi, allora deve essere lo Stato a coprire questi fondi per garantire la copertura totale delle borse di studio. Sì, perché noi abbiamo tantissimi studenti che sono idonei a ricevere la borsa di studio, ma che non la ricevono perché non ci sono i fondi. E quindi noi, nel momento in cui si propone una proposta di modifica costituzionale, noi speriamo che le rappresentanze studentesche e le associazioni studentesche vengano contattate, ci si confronti con queste e poi si vada magari a definire appunto che magari se mancano i fondi deve mettere lo Stato. Ecco, questo non viene specificato minimamente in questa riforma costituzionale e viene lasciato totalmente vuoto. Anzi, si parla che deve essere compito delle regioni, ma hanno un compito di promozione del diritto allo studio. E qua torno anche a soffermarmi su quanto sono importanti le parole in questa riforma. Perché promozione non è una cosa, un vocabolo che ci sta bene, il diritto allo studio. Cosa vuol dire? Non viene chiarito, perché poi viene tutto rimandato. Noi a questo, per tutte le ragioni che ci dicevamo prima, e qua vi ho solo aggiunto questo piccolo elemento, ma ce ne sarebbero tantissimi di cui discutere, dopo avremo anche altre occasioni. Questo è uno dei motivi per cui noi dobbiamo saper dire un no forte, che parte anche dai giovani, che stanno anche a un recente sondaggio di Repubblica di oggi, pare che molti giovani siano sul no, e questa è una cosa che noi vogliamo sperare, e questa è una cosa che noi vogliamo continuare a batterci e a portare avanti. È importante l'apporto dei ragazzi perché appunto sono il nostro futuro, a noi che già siamo la seconda generazione diamo quello che abbiamo ricevuto evidentemente da chi invece ha fatto l'Italia come speravamo fosse, ecco, appunto sono stati ricordati gli anni 70, quindi in cui pensavamo di cambiare il mondo. Ecco, appunto tra le persone che non conosco personalmente, ma che è importante che ci siano, c'è il segretario regionale della FIOM, Luca Trevisan, e il responsabile di Venezia,